una riunione oggi qui in prefettura, ne parliamo con alcuni sindaci certamente più rappresentativi del territorio agrigentino. Sì, continuiamo una battaglia già iniziata da anni, ma ora siamo a un punto di non ritorno. Oggi come ANCI abbiamo stabilito un percorso istituzionale, prima di arrivare alle paventate dimissioni, perché di questo si tratta. Oggi riteniamo di ricevere delle risposte concrete, delle risposte assolutamente autorevoli, perché i comuni altrimenti saranno tutti al dissesto. Un dato oggettivo: solo 71 comuni hanno approvato i rendiconti di bilancio. Questo è un dato assolutamente allarmante, che ci fa pensare che i comuni, se non si mette mano a una riforma strutturale organica, sono pronti al disastro. Oggi siamo ricevuti dal prefetto, e questo da un lato è un onore, ma non si tratta di un incontro simbolico, perché dobbiamo rappresentare quelle che sono le reali criticità finanziarie dei nostri territori, dei nostri comuni. Il governo ancora non è intervenuto per quello che ci riguarda, come può fare, come deve e come può fare, quindi questo incontro è fondamentale per rappresentare ancora una volta le difficoltà del nostro territorio e soprattutto, ripeto, probabilmente i deputati, la nostra deputazione non ha ancora ben compreso quelli che sono i problemi del nostro territorio, quindi speriamo che oggi possa andare bene. E oggi è un giorno importante per vedere quello che si deve fare, perché noi siamo in grandissime difficoltà sia dal punto di vista del bilancio, economici, ma anche del personale. Devo ringraziare l'ANCI regionale, che è stata parte attiva a questa manifestazione e a tutti i vari passaggi che sta facendo. Noi da oggi, da questa riunione, se non abbiamo risposte concrete da parte del governo, prenderemo delle iniziative molto ma molto pesanti. Reduce anche dalla manifestazione che avete fatto a Roma, insomma i comuni chiedono risorse aggiuntive, considerando anche la pandemia del Covid che vi agevola poco. Sì, oggi è l'ennesima manifestazione dove portiamo a conoscenza di quello che è il dramma che viviamo gli enti locali. Non siamo né a pietire né a chiedere, ma vogliamo i diritti affinché questi territori, questa nostra terra, possa avere gli stessi diritti che hanno o gli stessi servizi che riescono ad avere altre regioni d'Italia. Con queste condizioni, con queste norme, purtroppo i comuni non sono nelle condizioni di poter garantire né i servizi, ma neanche di poter chiudere gli strumenti contabili e finanziari, e quindi alla fine mi auguro e ci auguriamo che si riesca nel più breve tempo possibile, di qua obbligatoriamente entro fine mese, a fare i relativi provvedimenti affinché riusciamo a chiudere i bilanci, se no altrimenti davvero è un rischio default. I sindaci della Sicilia, come sapete, sono stati a Roma, sono stati ricevuti anche dal Ministro dell'Interno. E adesso, analogamente a quello che si sta facendo nelle altre prefetture siciliane, li incontrerò perché mi rappresenteranno tutta una serie di problematiche che tra l'altro sono anche ampiamente definite in un documento che ho già ricevuto. Si tratta di problemi che effettivamente stanno determinando un rallentamento anche della stessa attività amministrativa. Ci sono problemi di fondi, ci sono problemi di personale, ci sono problemi che probabilmente, come ha detto lo stesso Ministro dell'Interno, necessitano di una rivisitazione anche della stessa struttura del testo unico enti locali. Io certamente assicurerò tutto il mio sostegno istituzionale a questa iniziativa e rappresenterò a livello centrale quelle che sono le richieste degli amministratori locali obiettivamente in grande difficoltà.